La candidatura di Nicola Finco per la coalizione di centro ha accentuato, forse in modo definitivo, lo sbrego con Fratelli d'Italia e ora si crea una situazione molto delicata. Lega, Forza Italia e il partito di Giorgia Meloni sono al governo assieme a Bassano, in regione e ovviamente a Roma. Ma dopo mesi di veti e baruffe, tavoli convocati e naufragati, accordi quasi raggiunti e cestinati, alla fine a rimanere con il cerino in mano sono proprio i Fratelli d'Italia. I rapporti con le altre forze politiche di centrodestra, per quanto mi riguarda, sono assolutamente buoni, ma noi ritenevamo giusto presentarci ai cittadini, dimostrare chi siamo e cosa vogliamo fare, perché in politica nei comuni funziona così, suonando i campanelli, andando casa per casa, quartiere per quartiere, spiegare e capire quali sono i problemi, ascoltare i cittadini. La polemica si fa di fuoco e gli attacchi per Finco sono immediati, come quello dell'assessore regionale Elena Donazzan, ospite a Focus del direttore Luigi Baccialli. Donazzan ha suggerito che la scelta del vicepresidente possa essere dovuta a scelte politiche personali e lo ha accusato di scorrettezza nella gestione delle trattative che hanno portato alla rottura fra le due parti del centrodestra. Il problema è che loro ad oggi, cioè negli ultimi 3 mesi, hanno detto tutto il contrario di tutto. Mi dispiace che poi la collega Donazzan l'abbia presa sul personale, attaccandomi anche direttamente. Io ad Elena Donazzan rispondo con un sorriso, insomma, con la cattiveria e il livore non si va da nessuna parte. Con il sorriso, le proposte e la concretezza magari si guadagna la fiducia degli elettori.